Mm. Ai. Sul serio, è pronto il caffè? Cioè, non serve neanche che dico buongiorno un cazzo, cioè proprio perché... Ciao, guarda. Cavolo, buono che è pronto il caffè. Buongiorno, Buongiorno un cazzo. buongiorno caro. No, ma oh, seriamente, cioè, guarda che carini, mi sveglia a Mosca, no? E sti qua mi prepara il caffè, guarda che carini. Cioè, non so neanche che tempismo perfetto proprio, una roba. Delle donne. Infatti ieri devo pensare a una roba del genere, però dopo dite, beh insomma dai Alessia effettivamente ha qualcosa in più, una marcia in più. Le puntine del mondo, recensione degli ultimi modelli dei camper però dell'epoca. AS A600, il famoso camper della doccia, ti ricordi, no? Il raduno con Marco, no? Che abbiamo provato la doccia. Ecco, adesso vi facciamo la recensione completa, quindi andremo oltre la doccia. Una soluzione completa per gli amanti della doccia in 5,60 m. Cioè, che detta così anche, senti un po' la voce proprio da documentarista, no? Sai, che parla uno serio, no? Sai chi video, no? Che fa le recensioni di camper, eccetera. Porco cane, invece no, qua è un canale cialtrone. Ricordatelo. Allora, adesso Marco ci racconta della motorizzazione, no? Perché una delle prime caratteristiche che proprio tu, no? Sei interessato a sapere è il tipo di motorizzazione. Quella di Marco è abbastanza particolare, attento perché. Sì, perché è un Ducato, a tutti gli effetti, ma il motore è Ford. Il motore Ford non ha la cinghia, ma ha la catena di distribuzione. Per effetti, alla fine quando vai dal meccanico è un motore Ford, punto e basta, pezzi di cambio a est, insomma. Meccanico un po' perplesso, però ovvio. l'hanno fatto così, cioè non è che tipo ha fuso il motore, gliel'hanno cambiato, gliel'hanno adattato, no, questo è proprio uscito così, hai capito? Andiamo dentro? Dai, via! Per chi bene o male conosce già un po' il canale, oggi abbiamo il dove abitiamo oggi, però al contrario, dall'esterno verso l'interno, quindi dove abitiamo oggi? A casa! Allora no, tu dirai il perché, no? Perché il camper del bagno, no? Se non hai visto la puntata di quella volta. C'è una storia sotto. Sì, c'è la storia sotto, no? Particolare. E la trovi nel video, no? Raduno in Brussa e si dovrebbe chiamare testa della doccia dei camper o testa della doccia a livello pro. Perché? Allora, stiamo parlando di un camper di una lunghezza di 5,60 m e, oh, guarda che bagnetto in coda, occhio. Allora, il bagno tu puoi dire, ok, un bagno normale come dimensione e tutto quanto, ok? Però ragazzo, guarda che razza, è doccia separata? Cioè, una doccia separata così su un 5,60, cioè scusa, ma ce ne sono pochi, veramente pochi. Cioè, questo è il primo e l'unico che io vedo con una doccia così su un 5,60. Cioè, quella di Singano praticamente la sua doccia è il mio bagno. Ecco, vabbè, un po' classico, un camper compatto. Abbiamo la cucina alla mia parte destra, poi sotto i fornelli, lavandino, frigo, classico. Alla sinistra abbiamo la dinette. Si sta in due abbastanza un po' strettini, ma ci si sta in qualche maniera. Finestra abbastanza luminoso come camper, una bella grande qua sulla dinette e un po' più piccola sulla cucina. Un'unica botola sopra. I gavoni sono abbastanza spaziosi, comodi, belli, sono ben separati sempre, standard. Vedi, cosa anche apprezzabile, no? Il fatto anche del suo gas, gli hanno fatto la copertura a livello. Cosa significa? Il gas quando è chiuso non ti ruba lo spazio, ma tu puoi utilizzare tutta la superficie che vedi, che non è poca, come piano di appoggio, quindi può essere per lavare i piatti, asciugarli oppure per fare qualsiasi altro tipo di lavoretto. Sì. Certo. Quindi è molto, molto comodo. Sono quei piccoli dettagli che però sai, quando uno usa spesso il camper, no? Riesce a apprezzarli queste cose. Sì, come dicevo a Yuri, non sono un grande venditore, per cui non so come piazzare le cose, mi sembrano banali, ma alla fine nel concreto abbiamo un serbatoio di acque da riempire di 100 litri, diciamo che per una persona sola va benissimo, i soliti scarichi dietro per le acque scure e le acque chiare. Frigo è trivalente, batteria 12 volt, 220 gas, e abbiamo sempre la stufa, abbiamo anche sempre a gas, anche questo ovviamente. Il frigo è un trivalente, funziona sia con il gas, con la batteria 12 volt e a 220 se sei collegata alla colonnina. Piccolino, non tanto grande effettivamente, però insomma ci sta tutto, non mancano le birre e il vino, come possono sempre essere utili ai nostri incontri. Questa è una stufa per riscaldamento che va a gas, le bombola,
tranquilla, insomma manuale e automatica, per uno può decidere se posizionare la temperatura come gli piace o invece come eventualmente lo fa in automatica lei, insomma una sua piccola ventola che tira fuori un po' di aria calda che la fa girare. Questo camper ha come servizi essenziali per il gas, usa 2 bombole mobili che sono dentro su un gavone fuori all'esterno. Sono 2 bombole da 10 kg mi pare, esattamente, quelle previste da legge, anche non puoi averne di più. Ovviamente come servizi intendiamo l'accensione del boiler, della stufa e del frigorifero quando si usa il gas. Camper quindi con 2 posti alla dinette e 2 bei posti qua nel sacello, qua sopra, nel mansardato essenzialmente. Belli larghi, ma abbastanza spazio, profondità ottima, quindi chi va dentro non è che soffre di mancanza d'aria, perché c'è un bello oblò anche là, qui lateralmente. Adesso grazie a Yuri ho il video già pronto quando voglio vendere il camper. Ovviamente un saluto a tutti e alla prossima puntata.